Una volta un re ordinò ai più furbi di dividersi la nostra isola. Quei furbi fecero accumulare le une sulle altre pietre rosse, pietre bianche, pietre nere. Lunghe notti d'attesa e di sangue straziarono le case, gli uomini, gli animali, gli alberi, i colori delle stagioni. Agli occhi dei ribelli restarono gli orizzonti delle montagne e le urla e le onde del mare. Quel re e altri re e molte altre cose passarono. C'è un gioco di fanciulli, Bonazente, qui al mio paese, chiamato Sabbriga, la lite. Ecco, si fa così. Si tracciano per terra dei cerchi e dentro ognuno di questi cerchi si mette un fanciullo. I cerchi si chiamano Sastankas e i fanciulli si chiamano Sospadronos, cioè i padroni delle tanche. Ma ovviamente, per forza di cose, Bonazente, molti fanciulli rimangono fuori dai cerchi e vengono chiamati Sosasciuttos, cioè quelli a becco asciutto, senza tanche, senza terra, senza nulla. Il gioco consiste appunto in una briga, in una lite furiosa fra padronos e asciuttos. Vedete, Bonazente, i fanciulli stanno sempre ad imitare i grandi e poi i giochi se li passano dall'uno all'altro, da una generazione all'altra. Questo gioco, Bonazente, è nato circa 200 anni fa, quando Vittorio Emanuele I, su Rei Buonanima, ha introdotto qua in Sardegna la proprietà privata, le tanche, che prima erano comunali, di tutti. La legge fu detta delle chiudende, ma, attenzione Bonazente, chi riuscì a chiudersi una tanca e chi no. Quelli di Nuoro per molti anni litigarono tra di loro per le tanche. Poi si stancarono di entrare e uscire dai cerchi e se la presero contro sul re, contro la legge. E per mettere Sospadronos col culo per terra, fecero la rivoluzione al grido di Asugonnottu, vogliamo tornare al conosciuto, Asugonnottu! Un tempo la Sardegna era un'isola libera. Dalla lontana Grecia i sardi avevano imparato a fondere il bronzo e a forgiare guerrieri dagli occhi di lucertola armati di scudi e archi. Costruivano nuraghi e domus deianas per assicurare all'eternità il ricordo dei grandi eroi che morivano per la libertà. Erano indipendenti e avevano una cultura autonoma. La loro fu chiamata la civiltà dei nuraghi, ma la libertà di quel tempo finì con gli ultimi abitatori dei nuraghi e con loro morì la civiltà dei sardi. L'isola divenne terra di conquista e di rapina. Mamma mia, su Moro, oh il su Moro! Sta venendo dal mare il Moro saraceno, con la testa cornuta e il piede di zolfo. Il demonio affumato sta venendo dal mare, per portare nell'arem bianche agnelle di latte. 4 mori bendati hanno passato il mare, 4 mori bendati hanno rotto la porta. Mamma mia, su Moro, oh il su Moro! 600 anni prima di Cristo, l'invasione cartaginese spacca la Sardegna in due. I pastori e i contadini che non vogliono vivere come schiavi vanno sui monti. Restano sulla costa i commercianti, i notabili, gli istrioni, i ciarlatani, i timidi, i deboli, che preferiscono il compromesso e la pancia piena alla lotta, alla libertà. Essi tradirono la loro origine e la loro cultura e gettarono le basi della borghesia locale. La nostra terra è questo disperato tumulto di monti di basalto e di nuraghi neri, fioriti come rose di lava e di sventura. Nei campi d'asfodelo, nere come la notte, le cagne della morte abbaiano dagli occhi delle stelle. Rimbombano i tamburi, nitriscono i cavalli selvaggi. Il guerriero cornuto sta venendo dal mare, le tombe dei giganti
hanno fame di teschi. Questa è la nostra legge. Quando i figli hanno fame, i padri moriranno con la maschera nera e l'erba rossa in bocca. Il riso triste, il rosso riso del melograno. Dagli altari di pietra le nostre teste rotolano col fiore rosso in bocca. Anninnia, izu meu, e jugoro, izu meu. Ed è mamma su tesoro, su izu meu. E tu sia sa fama, su izu meu, su tesoro è mamma, su izu meu. E mi ludromo su izu, bianco brusdeli, su izu meu. 400 anni dopo, i Romani invadono l'isola e i Sardi cambiano padrone. Ma i Sardi, guidati dal sardo cartaginese Amsicora, tentano di cacciare i colonizzatori romani, ma vengono massacrati. Sul campo di Cornus perdono la vita 12.000 soldati sardi. Roma è padrona incontrastata. I sardi delle zone interne, i resistenti, fanno braccio di ferro. Dai romani sono considerati civitates barbarie, da qui il nome di barbaricini. I romani non sono venuti per portare benessere e civiltà, ma per sfruttare, opprimere l'isola. Per stanare i sardi ribelli, incendiano boschi, sgarrettano greggi, smembrano villaggi, usano i primi cani poliziotto, riducono in schiavitù oltre 70.000 sardi. Ne ammazzano 30.000 e 40.000 vengono incatenati e portati a Roma come schiavi. Era mio figlio. Ieri ho saputo della sua lotta e della sua solitudine. Oggi ho saputo della sua schiavitù e della sua morte. I piedi nudi sulla terra, le mani nude sulla terra. Aveva negli occhi la luce dei ribelli. Laudaus sempre sia su nomen de Jesus e de Maria, e sempre sia laudaus Jesus, Signore nostro sacramentau. Cristo ha 600 anni quando Papa Gregorio Magno scrive a Ospitone, re della Barbagia, di convincere i barbaricini che vivono come animali e non conoscono il vero Dio a farsi battezzare. Ma i sardi, che vedono dietro ogni straniero un invasore, si oppongono. Vennero gli uomini dal mare e portarono il loro Dio. Ci insegnarono, quando preghiamo, ad alzare gli occhi al cielo. Mentre guardavamo il cielo, ci rubarono le nostre terre. Il viceré di Spagna nel 1660 ordina il disarmo generale del Lugo d'Oro per stanare i ribelli. Mezzo secolo dopo l'isola cambia ancora padrone. Agli aragonesi succedono gli spagnoli e agli spagnoli piemontesi di Casa Savoia. Eliminare i delinquenti è la sola preoccupazione dei nuovi padroni. Io, marchese di Rivarolo, con presente pregone ordino che tutti i sardi, nessuno escluso, con barba vera o posticcia sul viso, provvedano immediatamente a radersela, pena la carcerazione o la tortura. Per Rivarolo, chi ha la barba è un ribelle, un fuoriuscito. Nonostante l'applicazione del provvedimento, la situazione non cambia. 15 anni dopo Rivarolo, ecco il Bogino, su Buginu, che ancora oggi vuol dire boia. All'inizio mostra un volto umano e tenta qualche riforma affrettata e fuori luogo. In seguito... Arrestate tutti! Erigete forte! Ovunque! Impiccate! Senza pietà! Strappate i cadaveri a pezzi! Bruciate i corpi e disperdete le ceneri al vento! In certe carceri, come quelle di Bono, i prigionieri giacciono incatenati fra loro, coi moribondi mescolati ai malvivi, e tutti costretti a uscire per le strade, così legati.
per elemosinare il cibo quotidiano. Alla fine del Settecento i gravosissimi tributi pretesi dai feudatari spingono i sardi alla rivolta contro il sistema feudale. L'isola conta ancora 400 feudi divisi tra la borghesia locale, gli spagnoli, la monarchia sabauda, il clero sardo. Il sistema feudale viene esercitato su 356 villaggi della Sardegna. Trabagliade, sos poveros de Sarbiddas, pro mantenere in cittade custos caddos de istalla. A bois lassan sa palla, issos regolli surano. I tributi che i sardi devono pagare sono infiniti e tutti gravosissimi. Il grano per la nobiltà, cioè gli odor della corte, è dovuto in percentuale calcolata sul quantitativo seminato e non su quello raccolto. Ogni suddito è obbligato alla corresponsione del dighino, ossia al versamento di un capo di bestiame su 10, più l'erbatico e il testatico. Ogni suddito deve osservare il diritto di gallina dovuto alla nobiltà, cioè un versamento in denaro e in pollame, quando allevi animali domestici nei confini del feudo. Il diritto di gallina sostituisce lo ius prime noctis, in uso fino a qualche secolo fa, ed esteso a tutti. Chiunque faccia uso delle spigatrici deve versare al suo padrone e signore marchese di Samassi mezzo starello di grano. I sardi, sino allora pazienti e assoggettati come asini, si ribellano. Li guida l'intellettuale sardo Giovanni Maria Angioi di Bono, giudice della Reale Udienza, nel quale le popolazioni rurali ripongono tutte le speranze. Custa populus es ora de estirpare sos abusos. A terra son malos usos, a terra su dispotismo. Guerra a egoísmo e guerra a sos opressores. Custos tirannos minores es preciso umiliare, cando si tene su ventu, es preciso ventulare. Mirate chi sta accendendo contra Deo e su fuoco, mirate chi no è gioco, chissà cosa anda de veras, mirate chissà sa eras, minettana temporale, gente così zada male, iscultate sa oghe mia, custa populus es ora de estirpare sos abusos, a terra sos malos usos, e morte a soppressore. Giovanni Maria Angioi, chiamato l'eroe della sarda rivoluzione, sarà purtroppo un eroe soltanto a parole. La rivoluzione fallisce miseramente. Lui stesso perde tutti i suoi averi ed è costretto ad un'umiliante resa e all'esilio. I suoi seguaci vengono catturati, i paesi circondati, nuove forche erette nelle piazze dei villaggi. Carlo Felice scrive al re, suo fratello. I responsabili della rivolta di Tiesi contro il duca della Sinara sono stati catturati. Ma siccome non posso gettare in carcere più di 1000 persone, qualcuno bisognerà perdonarlo. Ma i capi della ribellione e i capipopolo bisogna impiccarli di fatto, se ci sono, e in effigie se non ci sono. Nei nostri villaggi resteranno i preti a benedire i morti. Nei nostri villaggi i vivi come cinghiali resteranno braccati nelle rocce, scaveranno radici con i denti dai fianchi della terra. I vivi sono stanchi di bere solo fiele nei nostri villaggi. Il 6 ottobre 1820 Vittorio Emanuele I emana il Regio Editto delle Chiudende sopra i terreni comuni e della corona. Qualunque proprietario potrà liberamente chiudere di siepe o di muro o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o d'abbeveratoio. Potrà il comune, invece di chiudere i terreni di sua proprietà, deliberare di ripartirli per eguali porzioni tra capi di casa o di venderli o di darli affitto. Abroghiamo, per l'effetto di questo editto, qualunque contraria disposizione di legge, statuto e consuetudine. Io, Conte Don Giuseppe Maria Galeani Dagliano Viceré, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, sono convinto che l'isola riconoscerà senza dubbio in questo provvedimento l'ultimo impulso alla futura sua felicità. Il gioco è fatto.
Messi a tacere i consigli comunitativi, i nobili, i ricchi, i prepotenti, le canaglie, il clero, i politici, i ladri assetati di guadagno e di potere rubano alla comunità pastorale migliaia di ettari di terra da pascolo, di salti ghiandiferi, di fonti pubbliche, di abbeveratoi per il bestiame, di strade reali o comunque di pubblica utilità, scacciando i pastori e mettendo a guardia dei muri fatti costruire con la prepotenza servi armati e militari assoldati. Tanca serrada s'amoro, fatta sa ferra a ferra, si so che lo fidi in terra, hai serrato esso puro. Nella sola provincia di Nuoro, la ruberia delle terre raggiunge proporzioni allarmanti. Comune di Benetutti, chiusi abusivamente 600 ettari. Comune di Bono, chiusi abusivamente 1260 ettari. Comune di Bottida, chiusi abusivamente 675 ettari. Comune di Ollorai, chiusi abusivamente 220 ettari. Comune di Burgos, chiusi abusivamente 150 ettari. Comune di Bolotona, chiusi abusivamente 45 ettari. C'erano tutti, lungo i muri maledetti delle tanche, del comunale rubato al villaggio. Tutti andavano sulle pietre, andavano sul fango, andavano sulle spine, andavano sulla rugiada, andavano con i buoi, andavano con le vacche, andavano con le pecore, andavano con le capre, andavano con i maiali, andavano con gli asini, andavano con i cavalli. Andavano ad occupare la terra. Tutti, con le unghie, con i gomiti, con i piedi. Si aggrapparono alle pietre, alle spine, alla terra. Tutti guardavano in silenzio i soldati appostati dietro gli alberi, dietro le siepi, dietro i macigni, oltre i muri. I soldati non avevano occhi, non avevano orecchi, non avevano cuore. I soldati avevano solo paura di tutti quegli occhi, di tutto quel silenzio. E a tutti quegli occhi, a tutto quel silenzio, spararono. Procurare, moderare, barones, sa tirannia, chi si no provida mia, torra de sape in terra, declarada e già esa guerra contra de sa prepotenzia, e comincia sa paciencia in su popolo a mancare. L'odore del fieno bruciato, degli alberi bruciati, delle pietre bruciate, avvelenano le vene della mia terra, bruciano la pelle della mia terra per dare più latte ai padroni della mia terra. Divampi l'incendio che bruci le radici dei padroni della mia terra! Tra il mese di novembre del 1832 e il mese di febbraio del 1833, nella provincia di Nuoro vengono arrestate 103 persone, quali capi ed istigatori delle demolizioni e degli incendi nelle tanche, associazioni in quadriglia, porto e uso di schioppo, nonché pessime qualità e reputazione. 7 vengono condannati a morte e 96 a pene variabili da 3 anni di carcere alla galera a vita. Gavino Cocco Mannu Basole di Benetutti, pastore. Alla pena della morte. Saturnino Piredda di Benetutti,
Pastore. Alla pena della morte. Giovanni Pala Mattu di Olzai, contadino, latitante. Alla pena della morte. Francesco Bosa di Benetutti, pastore, latitante. Alla galera perpetua. Agostino Salis di Nuoro, pastore, latitante. Alla pena della morte. Egidio Dore di Oliena, pastore. Alla pena della morte. E figlio mio, che il suo tinde pesare sa prendava l'orosa. E figlio mio, mica mamma ti chiede, no bande sa salosa. E figlio mio, su dolore do, muove su coro duro. E figlio mio, no bande sa salosa, chi ne è bada in scuro. E figlio mio, bene a bolu columba, no bande sa tumba. E figlio mio, poi questa sorte minore morto essere. E figlio mio, bene a bolu columba, mica mamma ti chiede. E figlio mio, in coro a fiamma. E figlio mio, una bande sa salosa, mica ti chiede mamma. E figlio mio, male posto in sa fassa. E figlio mio, mica mamma ti chiede, benedinde po Pasca. E così, buona gente, passarono 30 anni e arrivò la notte del 22 aprile. Più di un secolo fa, buona gente, nel 1868, a sos primos tebores de aprile, Nuoro saltò a cavallo per mettere i preti col culo per terra. I nuoresi esplosero. «Abbasso i preti!» urlavano. «Morta su pappa!» urlavano. «Abbasso i fratti! A fora su Piscamo! Fuori il vescovo!» Li sentite? Gettano discredito sulla Chiesa, sul Papa e sul mio nome. Sono convinti che siano i preti a eccitare le sommosse, mentre non sanno di certi predicatori di ateismo che minano le basi di ogni civile convivenza, di certi millantatori di libertà e di indipendenza che hanno eretto a sistema l'egoismo. E come dice Robespierre, considerano la società come una lotta di scaltrezza, l'onestà come un'inezia di buon gusto e di convivenza, il mondo come un patrimonio di furbi bricconi. Vostra Eccellenza è solo da pochi mesi qui e non si è ancora potuto rendere conto della gravità dei fatti che si vanno verificando. In 15 anni ho avuto modo di constatare cose spaventose, tutto in stato di fallimento anche in seno alla diocesi, dove accanto a uomini di vasta cultura ve ne sono taluni imbevuti di idee eterodosse, intriganti e faziosi. Ho constatato quanto dite, indirettamente e de visu, amico mio, come si conviene a un buon pastore di anime che deve conoscere fin dal primo giorno l'indole di ciascuna pecorella. E non vi nascondo che molte pecorelle non belano, ma ululano. Le mie angosce sono tante in questo stato di cose che non accenna a cambiare. Mi sono di già premurato di inviare una relazione dettagliata alla Santa Sede e in attesa che Sua Santità mi dia opportuni consigli, prego, per la pace di tutti, anche di quelli che avrebbero immediatamente bisogno di essere purificati col fuoco dell'inferno. Vostra Eccellenza intende forse parlare dei massoni? Avete detto, amico mio,
la massoneria che domina il comune e tutta l'attività pubblica di Nuoro. Costoro non si contentano più di spadroneggiare, ma scherniscono e deridono la mia persona, come è capitato poco, anzi, mi hanno duramente attaccato sui giornali per aver promosso l'obolo di San Pietro e per aver cercato di illuminare il popolo sul sacrilego attentato commesso ai danni dello Stato Pontificio. Il marcio non è circoscritto alla massoneria, monsignore. La situazione politica sta precipitando di giorno in giorno. Con l'abolizione dei diritti di Ademprivia e di Cussorgia e con la concessione di 200.000 ettari alla società delle ferrovie, lo Stato ha creato nuovo caos e alimentato la fiammella di nuovi disordini. Si era sperato bene con l'abolizione dei feudi, ma lo Stato si è inserito nuovo padrone, beffeggiando apertamente pastori e contadini, prima i feudatari, ora lo Stato. E loro, le masse, più miserabili di prima, a uccidersi per un pugno di mosche. Voi sapete bene, monsignore, che noi poveri preti siamo le seconde vittime di questa situazione assurda, perché anche le nostre decime sono andate a farsi benedire. Riunione del Consiglio Comunale. Oggetto della seduta è la vendita dei terreni ex ademprivili assegnati al Comune in virtù della legge 23 aprile 1865 e dei salti comunali di Saserra. Si lascia la parola al consigliere patrimoniale. Spiegherò brevemente, egregi colleghi, il progetto che il gruppo di maggioranza ha elaborato per venire incontro a pressanti esigenze dei nuoresi. Per agevolare il processo di privatizzazione delle terre e dare quindi a tutti la possibilità di diventare proprietari di un piccolo podere, il Comune ha deciso di lottizzare i 1.000 più ettari di pascolo che ha in località Saserra, nonché di mettere in vendita i terreni ex ademprivili avuti in concessione dallo Stato. Qualche consigliere intende prendere la parola? Io, signor Sindaco, egregi colleghi, sarò breve. I propositi dell'amministrazione sono lodevoli, ma c'è una rapida considerazione da fare. Tutti, ritengo, ricchi e poveri vorrebbero trovarsi nella condizione di acquistare il terreno, ma dove prendere il denaro? Tanto denaro assieme. Come farebbero i poveri pastori e contadini a trovare le somme necessarie? Signori consiglieri, amici, io credo che ciò costituisca un grosso ostacolo per chiunque e non è giusto richiedere ai nostri amministrati, ricchi o poveri, un così grande sacrificio, per ovviare il quale mi permetto di proporre che il terreno venga messo in vendita consentendo agli acquirenti di pagare subito soltanto la metà dell'intero prezzo e rateizzando la parte residua in quote eque e comunque da stabilirsi prima della firma del contratto. Metto ai voti la sua proposta. Un momento, chiedo la parola. O il signor sindaco ritiene che l'opposizione non abbia il diritto di parlare? A me pare, signori, che in questa faccenda debbano essere ascoltati primi fra tutti i più diretti interessati, e cioè i pastori e i contadini, e se poi sarà il caso procedere alla lottizzazione dei terreni di Saserra. Ma poiché questa classe di umili non è affatto rappresentata, o lo è scarsamente, riassumo io le perplessità che taluni hanno palesato prima della riunione. Bene, il gruppo di maggioranza, quest'oggi, propone la vendita dei terreni che per decenni sono appartenuti a tutti i nuoresi ed hanno sfamato decine di famiglie. E non basta. Per agevolare, a detta di costoro, le vendite, viene proposto che il terreno sia pagato a rate. Bravi, veramente bravi, i miei illustri colleghi, ma via, è chiaro che si tratta di una mossa politica opportunamente calcolata. Quanti contadini e pastori ritenete siano in grado di soddisfare le vostre richieste? Ve lo dico io, nessuno. Perché la vostra azione mira solo apparentemente ad agevolare le classi lavoratrici, ma in realtà fa soltanto il gioco dei grossi proprietari di Nuoro. Ed è facile spiegarsi il perché. Perché sapete benissimo che a Nuoro e in tutta la Barbagia nessuno dei servi pastori e dei piccoli contadini può permettersi il lusso di richiedere un lotto di terreno e di pagare, non dico la metà, ma neppure 1/10 della somma necessaria. Costoro, signori,
hanno problemi di sopravvivenza quotidiana, altro che pensare ad acquistare la terra. Signor Sindaco, ancora 2 parole per concludere. Chiedo ai colleghi che la proposta del gruppo di maggioranza venga respinta per quanto riguarda i terreni di Saserra. Quanto ai terreni ex Ademprevili passati in concessione al Comune, propongo che il Comune stesso operi l'acquisto e aggiunga nuove ricchezze al suo patrimonio, nell'esclusivo interesse della collettività. Prima di passare ai voti vorrei far rilevare all'opposizione che la sua requisitoria è sfacciatamente diffamatoria nei confronti dello Stato e del Comune. Il tono provocatorio e le insinuazioni del consigliere dell'opposizione tendono evidentemente a disorientare l'uditorio ed alterare la vera sostanza dei fatti. I terreni concessi dallo Stato, a mio avviso, vanno venduti subito. Il Comune non ha alcuna convenienza da collarseli. L'amministrazione ha necessità di denaro e la sola via per procurarselo è la vendita dei pascoli di Saserra. Inoltre, non intendo trascurare uno dei compiti precipui del Comune, che è quello di favorire il lodatissimo processo di privatizzazione delle terre, auspicato da oltre mezzo secolo, perché è il solo, il vero, il più sicuro sistema capace di rinnovare le strutture economiche e sociali dell'isola. Signor Sindaco, i sardi al potere dimenticano presto la storia del loro popolo o non la conoscono affatto. Come si può ignorare quanto accadde nel 1832, quando veniva condannato a morte o rinchiuso a vita dentro una prigione chi osava ribellarsi ai prepotenti che portavano via la terra di tutti? I secondi fini della vostra operazione sono più che evidenti, signor Sindaco. Non è necessario indagare a fondo. Leggete l'elenco dei nomi di coloro che hanno fatto domanda di acquisto e ditemi se i miei sospetti non sono fondati. Che cosa intendete insinuare? Che i richiedenti sono solo i ricchi e i potenti del paese e con costoro vi è un nutrito numero di consiglieri comunali. Perdonatemi, signor Sindaco, per finire, ci siete anche voi. Chiunque poteva e può far richiesta di acquisto di terreni, compreso voi, signori, ed il sottoscritto. Siamo tutti cittadini dello stesso comune, no? Anche se noi rappresentiamo la cosa pubblica. Se poi le richieste sono solo queste, io non posso farci niente. Nessuno può costringere pastori e contadini a richiedere l'acquisto di un pezzo di terra contro la loro volontà. Sapete benissimo che contadini e pastori non hanno il denaro necessario e sono forzatamente costretti a rinunciare all'acquisto. Il loro unico problema è non morire di fame. Come dunque volete che facciano domanda? L'economia del paese è basata sulle forze attive della comunità, non su quelle passive. Il comune ha bisogno di denaro e noi venderemo le terre a chi denaro ci darà. La terra è di tutti e a tutti deve rimanere! Vogliamo che le cose restino come le abbiamo conosciute! Vogliamo uguaglianza! Non vogliamo essere considerati solo bestie da soma! La terra è di tutti e a tutti deve rimanere! Vogliamo che le cose restino come le abbiamo conosciute! Maria, piena de grazia, su Señores con tecus, benedictas es tu entre totus as féminas, e benedictus tu es su fruto, esas entrañas tu a Jesús. Santa Maria, mamma de Deus, prega pro nobis ateros peccadores. Sono riuniti pastori e contadini, un poeta, alcune donne tra le quali Paschedda Zau, che fu l'ispiratrice della sommossa del Sugorrotto. Nugoro fin Nugoro in Antigoriu, como finza sas pedras han cambiado, sos papiros de sos ricos un targa de Muntonarzu. Un tempo, fra Descaros, non c'erano padroni. Summeri era il maggiore di età. La saggezza sua era la conoscenza degli usi e dei costumi della comunità. Il mondo era il villaggio. La terra in Antigoriu era come il mare, senza confini, e il pastore andava come il pescatore. E il massaio lavorava la terra di tutti e di nessuno. Il villaggio era l'anima del mondo. Le nostre donne avevano mani d'oro e di seta. Dalle dita fiorivano garofani di sangue, asfodeli di neve.
grappoli d'uva nera, l'arcangelo dei morti, la madre del dolore con il fuoco sul cuore. Le nostre donne cantavano Multos de amore e Atitidos de morte. E tutto era in comune: la festa e il funerale, il pascolo e le fonti, le aie e il lavatoio. Tutto era in comune, tutto dentro il nostro villaggio, dove ognuno viveva, se non felice, almeno tranquillo di essere sotto il controllo e l'aiuto degli altri. Ricordate che cosa si disse? È giunta l'ora di estirpare gli abusi, cancellare le cattive usanze, schiacciare i ladri della cosa pubblica. Ebbene, sapete che vi dico? Che solo un'azione di forza potrà impedire ai massoni del comune di commettere l'ennesimo delitto ai danni della povera gente. I terreni di Saserra e del Monte, che pare vogliano barattarsi anche quelli, non devono essere venduti per nessun motivo al mondo. Il nostro poeta ha ragione. È necessario impedire la vendita dei terreni del Salto se non vogliamo crepare di fame. La terra è il nostro unico bene. Con le chiudende ci hanno portato via tutto, rubato ogni palmo di terra, ogni metro di bosco, ogni roccia. Anche le terre dove erba non ce n'era e nemmeno le capre trovavano da vivere. I salti comunali sono la nostra unica salvezza. Venduti quelli, il pastore ha finito di vivere. Loro, i porci ricconi, i ladri di terre altrui, vogliono oro per 4 fili d'erba che crescono solo quando il cielo manda acqua e non spendono niente e mettono i servi armati dietro i chiusi pronti a sparare se qualcuno tenta di strappare 4 rami secchi durante le gelate. E se ne fregano se le pecore tremano dalla fame e muoiono con gli occhi sbarrati. A me 80 ne sono andate a male lo scorso inverno. C'era il gelo e l'erba non veniva su e io a scavare nel gelo e nel fango in cerca di radici senza trovare nulla. Ho dovuto versare lo stesso tutto il canone in latte e in formaggio perché i patti erano quelli o finivo in prigione. Voi pastori sapete solo lamentarvi e piangere sulle vostre miserie e intanto gli altri, i prepotenti, ridono delle lacrime versate e si approfittano delle vostre debolezze. E che altro possiamo fare? Metterci contro l'autorità costituita? E perché no? Le parole non servono e la rassegnazione è la peggior arma contro se stessi. La sola scelta dunque è la ribellione e quando è necessaria la violenza. Ma che cosa sono queste idee assurde? Io non farò niente, né pro né contro. Io sono nato nel 1832, quando mio padre venne fucilato dalle truppe regie perché riconosciuto responsabile della demolizione e dell'incendio di alcune chiusure. Da allora mia madre è vissuta col terrore che io seguissi l'esempio di mio padre. Mia madre mi ha insegnato che la cosa migliore è vivere come ognuno può, a seconda della propria fortuna e del proprio destino. Noi siamo nati poveri e la sorte dei poveri è segnata con un marchio incancellabile. Pazzo che sei! E ora hai moglie e figli e vorresti che anche loro crescessero nella fame e nella miseria come te, solo perché è meglio non rischiare e consentire che i servi restino sempre servi e i padroni restino sempre padroni. Pasqua ha ragione. Finché la gente ragionerà come te, i prepotenti si sentiranno forti della loro posizione e della loro arroganza. E questa nostra piccola, maledetta isola sarà solo un gregge di agnelli dominati da un branco di lupi. I massoni hanno in pugno la situazione politica e il loro unico scopo è quello di rendere il paese una massa impotente e incapace di ribellarsi. La loro forza è la nostra paura e la nostra imbecillità, mettiamocelo in testa. Ma ciò che è peggio, siamo noi, i veri, i soli artefici della loro autorità e potenza. Li abbiamo messi noi a rappresentarci e il risultato è chiaro. Poi ci sono i preti, il nuovo vescovo che predica di essere per il popolo, per il gregge, per la salvezza delle nostre anime. Amici, sapete che cosa vi dico? I massoni da una parte e la Chiesa dall'altra hanno mire e fini ben precisi. Gli uni ci tengono fermi con la forza e il terrore delle armi, l'altra con il timor di Dio. La verità è però una sola. Entrambi vogliono mangiare dal popolo, sfruttarlo, strappargli le sue ricchezze, la terra che è sempre stata del popolo e al popolo deve ritornare.
Guai a noi, dico guai a noi, se continuiamo a ignorare queste verità. Io ho delle proposte concrete da fare. Il comune ha progettato un piano di lottizzazione che va contro gli interessi del popolo. Ebbene, siccome siamo noi il popolo e a noi il piano non piace, sapete che facciamo? Lo distruggiamo, lo facciamo a pezzi, bruciamo tutti i documenti ed è fatta. Questo era Sugonnottu. Ma il passato è passato. Sono venuti i corvi, sos sbuginosi stranzos, sos canes dei stergiu, hanno chiuso la terra, è crollato il nuraghe. Tanca serrada samuru, fatta sa ferra ferra, se si ferru essere terra, si laian serrada vuru. La tarantola mala della legge straniera ci ha morsicato il cuore. Le mandrie malfatate, le fontane seccate, i boschi divorati, i pascoli affittati a peso d'oro, le mani del povero hanno odore di corno. Nelle tanche di cisto e di lentischi, nei prati da sfavelo, vanno lingue di fuoco, i cani dei padroni. Su fuoco sos papiros, a fora sos contiserio, a terra sa legge mala, a terra sor malos usos, a terra sor malos muros, guerra sos padronos, aio zenzia a Sugonnottu, undula bi, a Sugonnottu. Il governo d'Italia si è ricordato di noi. Invia dunque nel marzo 1869 una commissione parlamentare di inchiesta formata da Sella, Tenani, Ferruccio e Mantegazza. La commissione attraversò rapidamente paesi e città, parlò poco, ascoltò quanto poté, prese vini, caffè, tutto quello che quella buona gente aveva preparato, banchettò a tavole di omerica opulenza e poi se ne tornò a Roma. La sua relazione non fu mai presentata. Trabagliade, sos poveros de sarbiddas, pro mantenere in cittade custos caddos de stalla. A bois lassan sa palla, issos regollen su rano. Lavorate, buona gente di Sardegna. L'Italia è fatta, facciamo gli italiani. Su Re Vittorio e su Conti de Cavour ci vogliono bene e pensano sempre a noi. Hanno fatto costruire 2 belle carceri, il Buon Cammino a Cagliari e a Sassari il San Sebastiano. Lavorate, buona gente di Sardegna. Sul Re Umberto ci vuole bene e pensa sempre a noi. Ci manda i bersaglieri a Cacciagrossa dentro Morgogliai. È proibito sputare per terra e parlare in lingua sarda. Lavorate, buona gente di Sardegna. Su ministro Giolitti ci vuole molto bene. Ha mandato i mazzieri per vincere le elezioni e i plotoni di soldati per i morti di Bugerru. Lavorate, buona gente di Sardegna. Su Duce Mussolini pensa sempre a noi. Ha mandato la milizia con la testa di morto per tagliare la gobba a Gramsci e la testa a Lussu. Lavorate, buona gente di Sardegna. La regione autonoma non dorme pensando a noi. Col piano di rinascita sono venuti dal mare i baschi blu coi cani, insieme ai petrolieri milanesi. Ce n'è di nebbia buona gente al nord. Tagliamola a fette e vediamola al sud. Portiamola in Sardegna. Impiantiamo una fabbrica coi contributi della Cassa del Mezzogiorno. Lavorate, petrolchimici, operai, lavorate per il pane con il piano di rinascita. I soldi vanno a Milano, a voi lasciano il catrame. Lavorate nelle chiese del petrolio di San Roque e Porto Torres. La catena di lavoro con la pancia mezzo piena è lavoro da catena. Lavorate, minatori di carbonia dentro i pozzi acquitrinosi. Poi vi spetta la pensione, circa 30.000 lire con un po' di silicosi. Lavorate voi, pastori di Barbagia, dietro ai greggi delle pecore. Così, ma non per voi, nelle banche dei padroni si nascondono i milioni. Lavorate, emigrati contadini, nelle fabbriche di guerra dei signori della terra. I dannati della terra con la fame fanno guerra. Lavorate
Lavorate, giornalisti e letterati, scrivete sui fogli fatti di catrame e di petrolio, il salario è pari pari a Giuda 30 denari. Custa populus et sora destirpare sos abusos, a terra son malos usos, a terra su dispotismo, guerra, guerra, as egoismo e guerra a sos oppresores.